Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti cari amici e benvenuti anche oggi in una live, una micro live del Per Marietto il buongiorno Veneziano. del mattino con Esatto, le pillole con le un po' pillole di estese. Zegard del Marietto Veneziano. Oggi cosa vuoi parlare, Hilde? Ma non è che voglio, ci è stato chiesto. Da una nostra Sì, amicizia, e dunque a questo punto voglio, perché mi piace interagire con voi, mi piace quando ci fate le domande, è una cosa molto utile e interessante poi anche per altri, no? Che Sì, poi ecco, certo, certo. incappano magari nei video e trovano delle risposte. Dunque, oggi Mm. rispondiamo a una domanda che ci è stata posta sui circuiti, i circuiti radionici. Esatto, sì. Per l'esattezza, la persona che ci ha posto la domanda si chiedeva se era necessario disegnarli a mano con chine particolari, inchiostri particolari e così via. Orari particolari, tutte quelle Esatto. cosine lì da New Age. Avanti. Beh, diciamo che l'uso degli orari e delle chine speciali è connesso alla magia e Sì. dunque agli insegnamenti della tradizione esoterica magica. Dunque, in quest'ambito si vanno a rispettare delle condizioni astrali per fare determinate operazioni, eccetera. Ovviamente è necessario avere inchiostri consacrati e così via, ma non è il caso della radionica. No, La radionica lavora per onde di forma al di fuori dello spazio e del tempo sul corpo eterico del soggetto, dunque o dei esatto. luoghi, Sì. insomma, su cui va ad agire. Non richiede dunque questo genere di accorgimenti, non è un'opera ritualistica, sebbene noi l'abbiamo associata in alcune circostanze a della Operazioni. ritualistica e Con operazioni le candele, magiche. con le candele e conchiglie. Esatto, candele, conchiglie, ma anche con la ritualistica planetaria, che abbiamo Altro che. scritto appunto delle dispense. Attualmente trovate i riti di Sole, Luna e Marte sul Giardino dei Libri. Dunque, in questo caso abbiamo associato i circuiti radionici alla ritualistica per dare una mano al ritualista non esperto, diciamo così, a focalizzare determinate vibrazioni verso il proprio intento. Dunque, diciamo che può sposare benissimo la radionica, può sposare benissimo la magia, ma quando si lavora solo sul settore della radionica non occorre avere di questi accorgimenti, poiché le onde di forma emanano costantemente al di là degli influssi astrali. Esatto. E l'uso di chine speciali o l'idea di disegnarsi da sé. Oggi abbiamo un sottofondo, Oggi abbiamo un sottofondo industriale perché il nostro vicino lavora col marmo e dunque lavora col marmo e quindi, ma non preoccupatevi, noi resisteremo per spiegarvi bene questa cosa qua. la concentrazione è tutto. Dunque, non è necessario avere chine speciali e l'idea comunque di disegnare i propri circuiti a mano è sempre valida. Del resto sono iniziati così, prima ancora dell'avvento dell'informatica e dei programmi appunto di disegno di precisione, diciamo che veniva fatto tutto matita, righello, compasso, dunque Esatto, sì. anche i circuiti radionici erano disegnati graficamente a mano. Pertanto, se non avete stampante, se avete il piacere di farlo, comunque è un esercizio di concentrazione che aiuta anche a svuotare la mente, dunque aiuta anche ad addestrare una certa focalizzazione rispetto a quello che si va a fare, dunque potete disegnarli voi, anche replicandoli da quelli che trovate online o soprattutto quelli che abbiamo messo a disposizione grazie al grande lavoro del Marietto Veneziano sul sito Vanno ilcapitano.org. benissimo, sono gratis, Sono sono tanti. gratis, nel caso in cui possiate li potete scaricare e stampare magari in una qualsiasi copisteria, ma appunto se siete impossibilitati perché siete magari in un paesino piccolo, non c'è la copisteria, non c'è modo di stamparli, non avete la stampante a casa e avete il tempo, E avete il tempo? disegnateveli, Esatto, sì. certo. Io avevo un capello così. Poi è chiaro che nel mercato New Age incominciano a vendere, a mettere dei paletti a destra e a sinistra, però basta
in un certo senso, se proprio siete solamente con un foglio e una carta, ecco lì l'importante è che il foglio non sia quadrettato, dovrebbe essere bianco Sì, e tutto poi... bianco, come i classici fogli da disegno tecnico, Esatto, no? sì, perché fondamentalmente il circuito radionico emana delle onde di forma. Ieri stavamo guardando un film e c'era appunto in sottofondo questa auto che guidavano questi tipi e col marchio di una famosa industria italiana di auto, il quale marchio non è altro che praticamente in modo stilizzato il simbolo dei Visconti, Buongiorno Visconti. Antonia. Buongiorno Antonia, buongiorno, grazie di averci salutato. E quindi già lì nei film voi vedete che le pubblicità, ma quello era una pubblicità tosta perché fondamentalmente era un simbolo saturniano e che volente o nolente, anche se non è stampato o non è scritto da nessuna parte, chi ha visto quel film lì se non è protetto, è stato ancorato a Ah, Saturno. questo, sì. Esatto. Quindi il film era bello, però è chiaro il messaggio subliminale la gente non l'ha visto, però anche il colore verde dell'auto era tutto un programma. Quindi capite che oltre a, come si dice, disegnarle, le industrie, che vi ho già detto, sono seguite da gruppi misterici di un certo spessore, chiaramente guidano le persone in quella direzione lì di essere marchiati a livello subliminale, no? Quindi figuratevi se non funziona un circuito che fate voi stessi, no? Se funzionano quelle che vi mettono dentro tramite pubblicità occulte, figuratevi se non funzionano quelli che fate voi col vostro... Tra l'altro dicevamo in qualche, non mi ricordo se ieri o qualche giorno fa, in una diretta, come effettivamente le più grandi aziende abbiano al soldo dei maghi Esatto. molto forti, alcuni proprio una vera e propria batteria di maghi al loro Sì, servizio, altro che... e molti fanno proprio questo, cioè continuare a caricare l'egregore che si forma e che è associata ai marchi, Certo. proprio i marchi che noi conosciamo a livello commerciale delle aziende. Quelle sono ancore che mettono nel vostro Sono, subconscio, la gente non se ne rende esatto, conto, ma poi, come dicevo, vengono caricate con esatto, programmi speciali, non solo, con entità che vengono esatto. da alcune sfere E, planetarie. e- Nel caso di questa azienda, Saturno, in altri casi non è l'unica a usare sì, però Saturno, la diciamo, Nike, la Nike è il simbolo di Saturno in pieno, sì, cioè sì, gli l'anello di Saturno. angioletti. Salve Maria, grazie, salve Giulia. Buongiorno, Buongiorno. buongiorno. Capite quindi che noi viviamo immersi senza che ce ne rendiamo conto in ancore che vengono poi posizionate nel nostro subconscio e poi quando lasceremo questo Piano livello dimensionale. se non abbiamo le giuste protezioni resteremo nel basso, no? Cioè, quindi ci sono È poche... come Una una guerra. rete Esatto, che sì. viene usata Messa per... una volta quando non c'erano le TV si usavano le statue, no? Le statue, la gente passava vicino, vedeva una statua, un simbolo. Oggigiorno invece si veicola tramite la TV. Quindi Certo, i figuriamoci se non va simboli. bene un circuito che fate voi anche con una matita. Voi vi chiederete com'è possibile questa cosa. Mm, Semplice, provo a spiegarla rapidamente, spieghiamo questo mm, meccanismo da un punto di esatto. vista occulto. Tutto quello che entra nel nostro subconscio, che si fissa lì, comincia a creare una nostra realtà. Dobbiamo comprendere che la realtà in cui noi viviamo, come sicuramente avrete già sentito altrove, è una realtà, diciamo, virtuale e interattiva, dove ciascuno di noi comunque compartecipa in una certa misura. Perché dico in una certa misura? Perché il grado di consapevolezza medio dell'essere umano è molto basso e dunque in realtà tutti i nostri programmi e le nostre azioni sono condizionati dalle forze astrali che in un certo senso creano delle condizioni. Vedete l'astrologia, vedete la possibilità di studiare gli influssi planetari sia al momento della nascita sia periodicamente con i transiti, le rivoluzioni solari eccetera. Dunque gli astri continuano a condizionarci, continuano ad agire per il nostro tramite, facendo di noi semplici attori Esatto. di un disegno che sembra non appartenerci. In realtà ci illudiamo di essere noi a condurre il gioco, ma non è Esatto. così. Dunque agiscono esternamente, agiscono internamente con delle matrici sia all'interno del DNA che si trasferiscono anche per ramo familiare, perché anche all'interno del ramo familiare troviamo delle
studiando le date dei nati di un certo albero genealogico, ci accorgiamo che ci sono delle ripetizioni impressionanti. Queste ripetizioni, anche da un punto di vista fisico, sono il bagaglio genetico. Noi quante volte diciamo nella mia famiglia siamo predisposti a, perché effettivamente c'è una trasmissione. Questa trasmissione degli astri si imprime fin dentro il nostro DNA. Pensate a che livello possono agire. Se possiamo stabilire tramite la fisionomica gli influssi planetari che riceviamo, potete immaginare a che livello di profondità esatto. possono giungere. Cosa voglio dire dunque? Che molte cose le riceviamo per eredità dalla nascita, alcune situazioni si sposano col nostro karma, dunque veniamo e nasciamo in determinati contesti che sono allineati col tipo di karma che dovremo esperire. E dunque in che modalità restiamo invischiati da queste? Perché torniamo all'argomento da cui siamo partiti. Abbiamo questi influssi astrali e abbiamo un subconscio che continua a ricevere informazioni, ma non solo riceve informazioni, le struttura in modo da oggettivare quello che c'è dentro. Dunque, cosa significa? Significa che tutto quello che noi abbiamo dentro si trasmuta in una serie di comandi interattivi con le forze della creazione. Dunque, quello che si è posizionato dentro di noi diventa la nostra realtà. Tutto ciò che noi crediamo essere vero ed è scritto profondamente dentro di noi, nel bene e nel male, diventa qualcosa che noi andiamo a esperire. Se entra dentro di noi un qualcosa, è un qualcosa con cui noi avremo a che fare soprattutto al momento in cui lasciamo il corpo, perché nel momento in cui noi lasciamo le spoglie mortali, avremo a che fare con tutti i nostri legacci astrali. Cosa significa questo? Buongiorno Sara. Saluto anche la Paola Cherilli. Anche Paola, buongiorno. Anche prima, la Paola Cherilli vi ricordo che ha 2 bellissimi gruppi. Sì, che vi invitiamo a visitare, a iscrivervi anche dove nei io gruppi. spammo, che è un piacere. Abbiamo questa autorizzazione, grazie Paola. Grazie Paola Cherilli che ci dà sempre questa opportunità di divulgare le nostre conoscenze. Grazie. Allora, dunque, cosa significa? Quando noi passiamo di là e non rientriamo più nel corpo, quello che noi andiamo a vivere è ancora una volta quello che era dentro di noi, cioè quello che appartiene a noi, e soprattutto dovremo tagliare gli ennesimi legami che abbiamo col piano materiale, e sarà allora che dal corpo astrale si libererà l'anima per quella che viene chiamata la seconda morte. Dunque in questa fase tutto quello che è dentro il nostro subconscio è una trappola. Dunque, se ci hanno messo delle trappole, per esempio di matrice saturnina, che ci legano alla dimensione materiale, perché Saturno, sappiate che è il guardiano della soglia, dunque al di là di Saturno, delle forze saturnine, che, ripeto, essendo il guardiano della soglia associato al numero 3, sapete che il numero 3 simbolicamente è il numero della creazione, cioè di tutto ciò che è stato creato e che non può evolvere. Brava, Dunque, mi ho insegnato bene. Vai avanti. Grazie. A questo punto, perché sono delle trappole? Perché si fissano dentro di noi nel momento in cui noi siamo al di là della dimensione spazio-temporale e dobbiamo liberarci verso i regni spirituali superiori, invece veniamo attratti da questo vortice che ci spinge verso il basso astrale. Dunque è molto importante essere consapevoli di queste cose e poterle elaborare. Arginare ed elaborare. Perché se voi vi guardate un film semplice come quello di ieri, che era un po' così, una cosa una via di mezzo fra una commedia e un film d'azione. Esatto, se voi vi guardate un film magari siete ben ricettivi. Esatto, e non siete neanche protetti, è chiaro che quello lì è tutta cioccolata. Un'altra cosa importante a proposito del guardare la televisione, voi lo vedrete sicuramente nell'espressione dei vostri figli o dei ragazzi o di chiunque sia particolarmente concentrato in quello che guarda, hanno proprio un volto inebetito. Esatto. Questo è perché noi no. Così. Ecco, allora praticamente cosa succede? Che la televisione lavora su determinate frequenze mentali. In effetti, in un attimo ci portano ad abbassare le onde cerebrali a un livello di programmazione paragonabile alle onde alfa. Potete immaginare, fanno di noi cosa vogliono. Dunque la televisione è pericolosissima. Pericolosissima. Cioè,
No, non stiamo scherzando. No, no, è uno lei non spasso, scherza, ma neanche io. ce lo Esatto. diciamo col sorriso, ma veramente pericoloso. Esatto, sì. E qua viene in soccorso il Sator, il quadrato Saturn. magico di Saturno dietro la porta eterica Esatto. sotto la nuca. Dunque noi l'abbiamo spiegata, magari domani la spieghiamo. Domani mattina la live, tac, via, la pillolina del Saturn, via, La la postina pillolina. del Saturn, così la prossima volta potete guardare questi film. Certo, beh, di sicuro farà meno danno che non Esatto. averlo. Esatto, sì. Cosa ne dici? Ma sì, dai, Andiamo- domani vediamo un Saturn tra la nuca e la Esatto, schiena. Sì. dice bene Sara che la televisione crea dipendenza. Esatto, Certo, Sara, certo. perché in quel momento in cui siamo in onde alfa, in certo. fondo abbiamo una forma di benessere che ci proviene da un distacco con i soliti pensieri, le solite Esatto. cose nei quali ci immergiamo. Dunque è come se imponesse in fuga. noi, esatto, una Una fuga, fuga in un una paradiso. specie di stato ipnotico. Dunque L'isola che non c'è. in quel momento noi non siamo più identificati con la nostra vita e probabilmente con i nostri problemi, però quello è un pericolo perché Perché ad poi ogni gli altri, modo, chi sa usare queste materie, poi dopo ci rifila su postina. A esatto, voi. lo fanno Allora, tramite la allora, TV, perché lo noi siamo fanno protetti, no? noi siamo protetti senza Ma dubbio, anche stiamo voi, insegnando se a voi seguite, esatto, anche come seguite, fare, basta andare dunque sul sito capitano.it. No, perché dopo finito il video, questa qui mi incazzuola perché dici, continui a fermare. no, va bene, tanto ormai mi sto abituando a questi discorsi a singhiozzo, va Ah, sì, bene, no, no, però. giusto. Va bene, ciao Gianna. Ciao, Gianna. Che ci sei, Sì, insomma, che sei ci ha raggiunto ci ha anche raggiunto. lei. Bene. Bene. E poi cosa possiamo raccontare stamattina ancora? Che... No, niente. No, stamattina vi ricordiamo che stasera c'è la live, Ecco, dunque c'è la live. A che ora, scusa, che non mi ricordo più. 21:30, Alle il venerdì alle 21:30 sul canale 21:30. di Hildegarda. È Esatto. gratuito, possono partecipare tutto. Venite alle 21:30, non alle 22 a fare la domanda 22. Perché non funziona così. Perché... Su postina, sì, altro che Esatto, cioè, capite? è stato elegante. Dovete arrivare giusti così che perché ci sono poi molte persone che ci contattano in PVT dopo a chiedere ma perché non hai risposto alle mie domande? Cioè è mezz'ora di live gratuita. Se no c'è il consulto a pagamento di 20 euro per 45 minuti, giusto? Sì, 50, insomma. Sì, esatto. Il tempo di riprenderci No, tra un è consulto e l'altro. Esatto, è solo per dirvi che ci sono molte persone che arrivano in ritardo, non so per quale motivo, Vabbè, e fanno avranno, domande. o magari ci scoprono col senno del poi, nel senso che Esatto, magari sì. YouTube segnala che c'è una diretta e si incuriosiscono. Comunque Sì. rispondiamo noi in ordine di arrivo, dunque in Esatto. base alla cronologia dei messaggi noi rispondiamo, sempre errore umano permettendo, nel senso che magari a volte può capitare la svista, ma non è raro e cerchiamo di essere molto attenti. Però io Dunque, vorrei fare una domanda alla Hilde, fra capo e collo, non se ne è influssato, ma di questi influssi, perché fra un po' entra l'estate, no? esatto, tra Esatto. qualche giorno cambiamo effettivamente, vabbè, è chiaro che non è che la cambiamo dall'oggi al domani, No. è un lento procedere e progredire, no? Verso le nuove forze, le nuove energie. Entriamo comunque nella stagione in cui il Sole è più direttamente connesso con la Terra, perché è quasi, diciamo che è quasi perpendicolare proprio al suo Zenith. esatto, in alcuni posti è In proprio. alcuni no, qui Dunque no. il suo influsso è molto diretto, chiaramente stiamo parlando di questo emisfero, perché poi ovviamente dall'altro lato invece siamo al massimo grado di lontananza. Esatto. Dunque noi da questo momento in poi entriamo veramente molto più a contatto con le forze solari. Sappiate che è una benedizione, ovviamente, se Scusa, quindi è il momento ideale per fare riti propiziatori. esatto, si aprono delle porte speciali che ci avvicinano al nostro Cristo interiore, dunque riceviamo una grandissima spinta nei confronti anche della spiritualità, ma è chiaro che la maggioranza delle persone che hanno lavorato bene seminando tutto l'inverno, perché la natura ci viene a insegnare tanto anche come procedere in queste ciclicità, dunque chi ha seminato molto nell'inverno sicuramente in questa estate raccoglierà delle grandi soddisfazioni, proprio perché i frutti riceveranno questa spinta molto importante e saranno abbondanti e generosi. Dunque Esatto. ricordiamoci che
è importante comunque lavorare tutto l'anno, ma l'estate, Sì. l'estate è tutto più semplice, sentiamo tutto in modo più amplificato, compreso la presenza del divino, per non Esatto. parlare poi del mese di luglio che proprio È il top della è gamma. il top, siamo Top al della momento gamma. in cui C'è il chi ogni Cristo lega, interiore è più forte. Cabriolet, la canzone che tira. Sì, ma poi ecco, parlavamo dei riti propiziatori, giustamente, che bisogna farli in questo periodo, perché Ma allora si possono fare sempre in realtà. È però chiaro che questo però periodo con la estivo, matrice solare è forte danno ovviamente anche risultati maggiori. Comunque esatto. nei riti propiziatori noi già facciamo molta attenzione a incanalare le forze astrali solari perché è il Sole che è quello, oltre, vabbè, Giove per esempio apporta fortuna, anche esiti insperati nelle situazioni più difficili, però è chiaro che ha un'altra tipologia di influsso. Il Sole riesce a dare effettivamente una capacità, una spinta al successo, alla realizzazione, all'abbattimento di ogni ostacolo. Il Sole è straordinario, Il dunque sole è vita, via. sì, insomma un influsso molto importante anche per quanto riguarda noi, anche per bilanciare il corpo lunare, cioè il nostro corpo delle emozioni che spesso prende il sopravvento e può deviarci in qualche occasione. Dunque siamo in un periodo straordinario. Siamo in un periodo top della Sì, gamma, sì, diciamo. sì, sì. Voi poi ci avete scoperto, quindi meglio di così, un colpo di fortuna eccezionale. Altre domande che Bene. potrebbero venirci in mente? Ne avete qualcuna da fare Se così? ne avete qualcuna Da fare al volo? scriveteci, no, ma Scriveteci. facciamo la pillola poi domani. Ah sì, certo, Eh. la teniamo per domani la pillolina, Esatto, la se avete suppostina delle domani. domande, Esatto, se avete delle domande ponetele, noi siamo ben contenti di fare poi esatto. la diretta e di rispondere Mm. a vostre curiosità, ma anche a proprio necessità che Sì, possono esatto, per sorgere qualcuno gli viene una quando domandina lavorate così. su voi, su di E voi. poi vi Sì. voglio dire un'altra cosa, i circuiti in realtà funzionano anche quando sono nel cellulare, cioè perché Ah, fondamentalmente non è che voi dovete pensare che perché è disegnato, lo vediamo disegnato. buongiorno Angela. Buongiorno Angela, grazie del buongiorno. E nel cellulare voi lo vedete, tanto nella natura è sempre 0-1, capite? Quindi che voi lo vedete, il film di Matrix è quella la storia, no? Quindi che voi avete nel cellulare il vostro circuito o lo avete stampato, alla fine è la stessa identica. Anzi, devo dire una cosa Dilla, in aggiunta dilla a va, questo, dilla va. diciamolo, poi dopo però salutiamo Vuoi perché salutare? per forza. Ok. Allora, il fatto che ci agganciamo anche al discorso della televisione, anche il cellulare emana delle onde, dunque sono sempre onde elettromagnetiche, non della stessa matrice natura della TV, però siamo sempre lì. Dunque i circuiti su computer, su dispositivi come il cellulare o tablet o cose del genere hanno anche una spinta elettromagnetica. Sì, Dunque, non sembra, ma è così. anche se per esempio avete necessità o urgenza di un qualcosa, potete anche usare per esempio un circuito come desktop o come sfondo del cellulare Esatto. in Tipo la certe croce circostanze. cosmica, la croce cosmica è l'ideale. Caspita, perché ogni volta che prenderete in mano il telefono continuerà ad agire su di voi, a rinforzare il segnale su di voi. Esatto, sì. Ricordate che questo vale per tutto, anche per le immagini, dunque siate accurati nello scegliere. Brava Silvia Antonia, infatti, Esatto. è pieno, è brava. Anzi, se riuscite in qualche maniera, magari con un programmino del PC o quelli di modifica delle immagini, a inserire una vostra foto dentro questi circuiti e tenerli su. Esatto, lavorano. Loro lavoreranno. Questo è un segreto, però non volevo dirlo, ma No, l'ha detto lei. È Segreto. un top della gamma, questo qui è proprio Potete qualcosa. usarlo. Sì, perché scusate, se le industrie non farmacologiche, ma quelle delle auto, vi infilano tutti i santi fili, i loro Loghi, stemmi, marchi, i loro cioè. simboli che hanno delle vibrazioni eteriche, E che vengono alimentati dai loro maghi. Esatto, tanto più voi vi prendete una bella croce cosmica e prendete una vostra foto, la incollate nel vostro, come si suol dire, nella vostra Create un file appunto con la esatto. foto all'interno e poi e lo voi, usate. però voi non andate a dire in giro che poi il marietto vi dice certe cose, perché io nego a priori, io se c'ero dormivo, no, poi cosa fate?
visto che c'è Facebook, voi ve la piazzate di diretto nella, come si chiama, nell'avatar? Sì, come immagine del profilo. Bravi, voi la Così piazzate, così tutti quelli, che guarderanno i la vostra porconi, immagine che vengono a vedervi la vostra immagine, no, e non a mettetevi inquietarvi, e voi glielo e a rinfilate. inquietarvi in privato Esatto. con ciao, di dove sei? Di dove Boh, sei, quanti anni hai, che automaticamente, lavoro fai, perché di solito le domande poi dopo automaticamente, iniziano sono i porconi, ma loro hanno un subconscio che emana, no? Quindi e voi dunque voi vi blindate anche nel esatto, subconscio voi gli delle regalate persone un bel circuito con sulla vostra immagine il suo subconscio che lavora per voi, perché il e vi subconscio difenderà indirettamente. io queste cose qui non le dico No, perché no, poi vanno a dire in giro che mi ha ma noi detto non, dici certe non cose. l'abbiamo Le ha detto. dette lei, le ha dette No, no, nemmeno io l'ho detto. No, io c'ero. No, no, L'ho sentito, guarda, c'ero, l'ha detto lei. che l'hanno capito loro, perché sono Ok. troppo in gamba. Sono troppo in gamba. Ci seguono, hanno capito tutto al volo loro. Bene, comunque il concetto è questo, quindi voi vi fate un bel avatar con sulla vostra foto, il vostro bel croce cosmica, quando vengono dentro come una trappola, no, una trappolina, vi Senti guardano. se si può tatuare sul corpo la croce cosmica. Beh, certo, però vedete, stanno arrivando tempi Non avete bisogno di sbandierare. Esatto, il problema è che bisogna essere non astuti o furbi, ma intelligenti. Allora, sta arrivando, come vi ho detto, non dico la guerra, io non l'ho detto, però insomma i tempi sono maturi perché la situazione stia degenerando. Quindi meno tracce lasciate su di voi, ad esempio, nel senso che fate capire di meno come la pensate, perché poi dopo, capite, i campi di concentramento vi spogliano, non è che vi lasciano lì con su Gucci, Versace, roba del genere, lì tagliano braccia e gambette, no? Quindi meno vedono di che pasta siete fatto, meglio è. Chiaro che se poi seguite il Marietto e anche la Hilde, o la Hilde e anche il Marietto, qualche dritta la sapete. Quindi è sempre bene magari non far capire di che sponda siete, no? E negate sempre. Vi basterà averla nel subconscio, certo Esatto, che si può perché tatuare, però è come esatto, mettersi una bandiera. È chiaro, perché con tempi che corrono non pensate mica che nei campi di concentramento fanno sconti, anzi, no, bisogna proprio volare basso, avere un profilo bassissimo, Quindi, poi scusate, se lo mettete nel subconscio degli altri, è gratis, funziona 10 volte meglio, non glielo ruba nessuno perché è impossibile rubare qualcosa nel subconscio e quindi è vostro Vantaggio assoluto. io non ho detto niente, Usate io non ho le detto immagini niente. del profilo Esatto. in questo modo. Questo qui è una strategia per fare quello che fanno le industrie delle auto, che loro usano il cinema e noi usiamo Face. Esatto. Cioè, questa è una delle Instagram, tante tutti i vari strategie canali, che si mettete può e utilizzare. difendetevi. Esatto, è chiaro che poi la concorrenza dirà che sono tutte baggianate, ma il subconscio No. ce l'ha anche la concorrenza. Speriamo che venga a vedere il nostro sito, perché anche a noi non buttiamo via niente. Tutte le mie amicizie hanno un bel regalino del suo Marietto e da Hilde, no? E lo stesso voi, no? Ogni volta che voi vedete un simbolo si arpiona nel vostro subconscio. Attenzione, Esatto. l'unica difesa, non è l'unica, ma una delle difese è la chiusura, la sigillazione della porta eterica del Esatto. subconscio. Poi Esatto. chiaramente abbiamo altre difese, noi abbiamo questi ciondoli bellissimi che li carichiamo, li impregniamo con Che delle difese. rivendiamo, solo che vi ho Esatto. detto che ci vuole un sacco di tempo a farli arrivare perché questo artigiano qui poi col Covid Lasciamo e perdere, tutte poverino, queste anche lui frenate non sapeva come fare, li era ha spediti, disperato che però voleva ci vuole un bel po' spedire. di tempo. Poi la lavorazione comunque sono validissimi e in Caspita. più uso la stessa strategia dei miei clienti. Quando io faccio un sigillo, un'operazione di questo tipo, li proteggo anche a livello in un certo senso indiretto con delle strategie e nascondo questi loro nomi protetti, chiaramente in posti che nessuno può più rubarglielo, quindi praticamente è un'assicurazione in banca. Esatto, è una protezione In che più. sarà sempre attiva, sempre. Esatto, sempre, anche se perdono l'oggettino. Esatto. Beh, senti, questo spot pubblicitario Sì. adesso penso che... Siamo scusate, pronti sapete a dirmi salutare. l'ora? Perché voi magari avete l'orologio lì È che... vero, non sappiamo, No, boh. non c'è modo? Vabbè, ma No, io quindi, boh, sento che è tempo di andare. È tempo di andare perché qui ci mettono in galera. Senti, allora, cosa facciamo? Chiudiamo? Certo, mi raccomando, stasera 21:30 sul 21 canale YouTube della Hilde ci suo, sarà anche non il Marietto. mio, non venite nel mio che trovate chiuso, per Il suo serie, oggi no. siamo tutti da lei. Bene, vuoi Buona giornata a tutti. Chiudi tu che sei Va moderna. bene, sempre termina. Sei sempre termine, come Ciao. ieri. Ciao ciao.